Partenza, la rottura di rondine, si avvantaggia subito Risposta F, Romanza Fonzi a coda, mentre al largo sono Rea Silvia e Regina Numero 2, Emilia. Rondine, squalificato. In testa Risposta F, guida su Rea Silvia. Terza posizione per Romanza Fonti, 200 iniziali, 14,6 Numero 8, per Romantic Olma, Risposta squalificato. F. Squalifica intanto anche per Romantic Holm. Completati i primi 350 metri di gara, tutti in fila indiana, dopo il quarto iniziale completato in 31,1. Accenna per un attimo a lasciare la terza posizione Romanza Font, poi rimane lì alla corda. In quarta c'è Rimede, partito bene dalla seconda linea. E ora sposta Romanza per tenersi la destra libera, intanto i 600 in 47 abbondante. Siamo davanti alle tribune con in vantaggio sempre l'arrivo di Gianni Targhetta, scatta però Romanza Font, va al suo esterno, attacca dopo 800 metri, ottiene via libera 1-2-8, il passaggio agli 800 ed è leader Romanza Font. Nei confronti di Risposta F, terza posizione per Rea Silvia, poi Rimede, gli altri faticano. Completato intanto il chilometro e sempre Romanza Font che conduce nei confronti di Risposta F e Rea Silvia, che accenna a spostare all'esterno, muove Rea Silvia, 400 alla conclusione, Romanza Font in testa, Rea Silvia va su Risposta F, la supera in breve e si sistema in scia Romanza Font a metà della curva conclusiva quando cerca di progredire. Anche Reboccalè ed è anche Raina Paso che ha spostato al largo, retta d'arrivo con Romanza Font in testa, l'attacco di Rea Silvia, ci prova Rea Silvia, Romanza reagisce, ultime battute con Romanza Font che vince su Rea Silvia, mentre per il terzo è Raina Paso che riesce a prevalere sui rivali. 1:17:1 dice il cronometro ufficiale, con 37 per l'ultimo quarto. Il successo per Romanza Font, ottima comunque prova anche per Rea Silvia, finisce buona seconda, mentre al terzo, più distante, Raina Paldo, che conferma l'ultima buona prova, precedendo Raja GL e Reboccalè.